Ciao a tutti, io sono Alessandro Azioni e oggi vi parlerò di zappe in pietra nuragiche. Le zappe in pietra nuragiche sono dei manufatti utilizzati, come appunto dice il nome, a mo' di zappa, quindi venivano utilizzati per la coltivazione. Probabilmente vi sarà capitato di recente di vedere una nota pubblicità con questo oggetto utilizzato. Questa è una mia ricostruzione che ho fatto su un modello realmente esistente conservato al Museo Archeologico di Sardara. Ovviamente, come potete vedere, nel mio caso l'ho immanicato su un ramo di olivastro decisamente resistente. La cosa interessante da notare nell'originale è che, come potete vedere, una parte è appuntita e una parte è tagliente. La parte tagliente probabilmente serviva effettivamente come una sorta di zappa. La zappa in pietra sicuramente non era un oggetto però facilmente utilizzabile come potrebbe essere una moderna zappa in metallo. Dobbiamo considerare che già ancora nel Medioevo, quando cioè il metallo come l'acciaio era già conosciuto, gli attrezzi effettivamente fatti in acciaio interamente erano molto rari. Ancora in periodo romano e addirittura in periodo medievale, quando gli attrezzi in ferro e in acciaio erano ormai ben conosciuti, si arrivava a costruire la maggior parte dello strumento ancora in legno e solo la parte che poi effettivamente andava a fare il lavoro in acciaio. Quindi il metallo era ancora molto caro, molto importante, ancora in periodi relativamente recenti. Naturalmente noi ci stiamo riferendo alla fine dell'età del bronzo, quindi potete capire che in quel periodo veniva utilizzato prevalentemente appunto il bronzo e il ferro era in procinto di sperimentazione, almeno per la Sardegna nuragica. Questo tipo di manufatto sicuramente non era molto leggero da utilizzare, anzi ha un certo peso, anche se ritengo che questo caso sia un po' ingigantito. Come potete vedere abbiamo una parte appuntita che probabilmente serviva per scavare un solco o un buco e una parte effettivamente tagliente che tra l'altro nell'originale presenta effettivamente i segni dell'usura. Anche in questo caso probabilmente ci troviamo di fronte a un oggetto che veniva realizzato facendo due buchi. Questi due buchi venivano fatti da due punte che avevano una forma conica e che andavano a fare uno scavo che poi si incontrava nel centro. Effettivamente, per chi avesse dubbi su come si potesse utilizzare questo strumento, ricordo il suggerimento dato da un signore durante la revocazione che consigliava di piegare la schiena per utilizzarlo al meglio. Qui entra ovviamente in gioco la capacità di chi utilizza questi attrezzi nella vita di ogni giorno e che spesso ha una conoscenza empirica magari migliore di noi su come realmente debbano essere utilizzati. Questo è tutto, spero che il video sia stato di vostro gradimento, mettete mi piace, condividetelo, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Noi ci ritroviamo qui per ulteriori video sull'archeologia, sulla civiltà nuragica, sulla rievocazione storica e la scherma storica in generale. Un caro saluto e a presto, ciao!